Quanto bello è rivedere una Conegliano in festa dopo 3 anni? Assolutamente sì, anche per i bambini soprattutto, perché meritano di poter tornare a vestirsi in maschera, anche se purtroppo oggi è anche un giorno triste, sono arrivati 72 profughi dall'Ucraina, bambini e mamme. Penso che sia l'occasione anche per riuscire a sensibilizzare ancora di più la popolazione in un momento di festa da un lato, ma anche di sensibilità dall'altro, per cui invito tutti a donare per quanto possibile, a rivolgersi alla protezione civile in via Maggior Piovesana e dimostriamo ancora una volta che siamo un grande territorio che ha un grande cuore. Dopo una buonissima affluenza che abbiamo avuto a Vittorio Veneto, adesso qui oggi siamo a Conegliano, speriamo appunto che il territorio e anche le famiglie rispondano. La giornata è bellissima ed è anche piacevole, abbiamo vari gruppi itineranti, abbiamo 2 spettacoli di piazza, quindi abbiamo 4 carri che sono qui, quindi offerta ce n'è e anche in modo da festeggiare la tradizione del carnevale tutti quanti. Anche oggi con l'amministrazione comunale di Conegliano vogliamo dare un segno di vicinanza alla Ucraina e diciamo sperando che la crisi russo-ucraina vada a risolversi al più presto. Come valuta questo ritorno del carnevale? Benissimo, benissimo, speriamo che continui e di far festa, perché abbiamo bisogno di fare festa. Ho portato mio nipote vestito da Zorro, mi è sempre piaciuto partecipare a questa iniziativa e siccome c'era questa festa ho aderito subito e partita in quarta per divertirmi e far divertire anche mio nipote. Finalmente non vedevamo l'ora, soprattutto per i bambini, un po' di svago e un po' di serenità. È vero, dopo tutti questi anni per fortuna era ora. È una bella, posso dire, attività, carino, sì, comunque è simpatico, dai. Si vede un po' di gente, si vede un po' di sole finalmente, chissà, finalmente vestita a festa, finalmente con un bel po' di gente, finalmente un po' liberi, diciamo così.